Quando ho visitato l'ospedale di Shire, uno di questi 4 ospedali, un po' più importante, quel team di 7-8 giovani medici etiopi mi guardava con 2 occhi Mm. a dirmi: Don Dante, stateci vicino, non vogliamo scappare, vogliamo dare e fare tutta la nostra parte, però aiutateci a metterci in condizione di poterlo fare. È una voce diversa che va ad aggiungersi al dibattito sull'emergenza profughi con la passione e la forza di cui è sempre stata capace. Medici con l'Africa QAM da 73 anni in Africa per portare sostegno e cura nei paesi più fragili del mondo. Una narrazione diversa è quella di Don Dante Carraro, tornato solo 2 giorni fa dal viaggio che l'ha portato insieme ad un altro medico vicentino, il dottor Vincenzo Riboni, in Etiopia, nel Tigray e poi in Sud Sudan. Su 4 ospedali dell'area, 2 sono stati bruciati e 2 funzionano al 30%. Quando capita questo, la gente scappa, cerca di trovare risposte altrove. E anche internamente, perché il grande fenomeno migratorio al 90% è intra-Africa. Il racconto di un territorio sfruttato, martoriato, ora alle prese con la delicata ricostruzione dopo una guerra interna. A partire sono gli stessi medici e sanitari che non trovano più le condizioni per operare in quei territori. Tanti giovani medici, infermieri, eccetera, che sono scappati, alcuni altri hanno provato a restare, per esempio. Allora, quelli che sono restati non hanno avuto il salario per 6 mesi. Su 6 milioni di abitanti nella regione del Tigray, 500.000 persone nell'ultimo anno si sono spostate. Oggi vivono nei campi profughi, ma non potranno restare lì a vita.